Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Il retroscena della tragedia familiare di Riposto nel Catanese, dove un uomo di 61 anni è stato ucciso dal fratello a colpi di mannaia. L'ipotesi di dissidi economici. L'omicida si era presentato nella pescheria per l'ennesima richiesta di denaro, feriti anche il padre e la figlia della vittima. Gela, spari in pieno centro storico, l'agguato in una zona segnata dalla rivalità fra bande per il controllo del traffico di droga. Finti carabinieri, 2 coniugi siracusani sottraggono 150.000 euro a una donna di Ragusa, poi vengono arrestati dai veri militari. Estate tra bontone e rispetto delle regole per sfuggire al caldo, meta gettonata all'isola Lachea ad Aci Trezza, dove la natura è protetta. A Messina tutto pronto per Tiziano Ferro, stasera allo stadio Franco Scoglio con l'ultima notte di Stadi 26. Il concerto ripercorre una storia di musica ed emozioni. Calcio, lunedì nasce al Massimino il nuovo Catania targato Longo, il riconfermato Allegretto e il giovane portiere De Falco hanno già effettuato le visite mediche. Serie B, primi allenamenti e ritiro per il Palermo che ha iniziato la preparazione in Alto Adige, scatti rosanero per i 3 ultimi arrivati, Hernani, Estevez e Cassandro, atteso Rao. E come avete sentito dai titoli, l'ipotesi è quella dei dissidi economici in famiglia, il retroscena della tragedia familiare di Riposto nel Catanese, dove un uomo di 61 anni è stato ucciso dal fratello a colpi di mannaia. Si era presentato nella sua pescheria per l'ennesima richiesta di denaro. Feriti anche il padre e la figlia della vittima. Simona Mazzone. Lo ha inseguito e lo ha colpito alla gola con un taglierino, poi lo ha finito a colpi di mannaia. Sono le 9 del mattino in pescheria a Riposto, nella bottega di proprietà del pescivendolo 61enne Lino Guerrera, si presenta il fratello Giovanni, 63 anni, che un tempo lavorava qui. Lui un pregiudicato per stalking con problemi di tossicodipendenza, scarcerato da poco tempo, litiga con la nipote, chiede ancora una volta denaro. Interviene il fratello che si rifiuta. Guerrera prende in mano la mannaia, quella che si usa per il pesce, scatta l'inseguimento, le ferite, i colpi, il sangue per terra in pieno giorno davanti a una palazzina di Via Duca del Mare. Intervengono anche la nipote e il padre 89enne dell'assassino, che rimangono feriti in modo non grave mentre tentano di disarmarlo. L'anziano riporta lesioni al collo, invece la figlia della vittima lievi tagli alle mani. Entrambi sono stati dimessi dall'ospedale. Il personale sanitario del 118 sul posto presta le prime cure alla vittima, successivamente trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Giarre, dove muore per le ferite riportate. Entrambe le armi, sia il taglierino che la mannaia, vengono trovate e sequestrate dagli inquirenti. Anche l'aggressore inizialmente è trasportato per accertamenti in ospedale ad Acireale e dopo in caserma a Giarre, dove viene interrogato e arrestato dai carabinieri. Adesso si trova nel carcere di Piazza Lanza. La scientifica ha sequestrato i vestiti dell'aggressore e repertato numerose tracce ematiche. 2 colpi di pistola esplosi in pieno giorno nel centro storico di Gela. L'episodio riaccende i riflettori su una zona già al centro delle attività investigative per il traffico di droga. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gela Italia. 2 spari esplosi in pieno giorno nel cuore del centro storico di Gela è un'indagine che punta a chiarire cosa sia accaduto in una delle zone più sensibili della città. È successo poco dopo le 13 in corso Salvatore Aldisio, all'altezza dell'incrocio con via Minardi. A sentire distintamente i colpi sarebbe stato un carabiniere libero dal servizio che ha immediatamente dato l'allarme. In pochi minuti l'area è stata raggiunta dalle pattuglie dell'Arma che hanno avviato i rilievi e delimitato la zona. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'episodio. Un elemento ritenuto importante è il ritrovamento di almeno un proiettile all'interno di un tombino. A farlo finire nella caditoia sarebbe stato un passante che avrebbe spiegato ai militari di averlo nascosto per evitare che potesse essere raccolto da alcuni bambini, una versione che però non avrebbe convinto del tutto gli investigatori. L'uomo è stato identificato e la sua posizione è adesso al vaglio. L'attenzione dei carabinieri si concentra anche su un'autovettura che transitava proprio in quei momenti lungo Corso Aldisio e che secondo i primi accertamenti sarebbe nella disponibilità di un pregiudicato, un elemento che potrebbe aiutare a ricostruire il contesto nel quale sono stati esplosi i colpi.
Determinante sarà anche l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli utili per identificare eventuali responsabili o testimoni. L'episodio riporta l'attenzione su un quartiere da tempo monitorato dalle forze dell'ordine. Nelle vie attorno a Corso Aldisio è infatti particolarmente attivo lo spaccio di crack e cocaina, e solo pochi mesi fa nella vicina via Martorana era stata sequestrata e chiusa una crack house, un contesto che rappresenta uno degli elementi al centro delle verifiche investigative, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull'accaduto. Un bottino di oltre 150.000 euro con la truffa del finto carabiniere, vittima una donna di Ragusa che temeva per le sorti del marito. Arrestati 2 coniugi siracusani. Veronica Barbarino. Sono il maresciallo Domenico Rossi dei carabinieri della stazione di Ragusa Ibla. Suo marito è stato arrestato per una rapina in gioielleria. Serve una somma di denaro per evitare il carcere. Tra poco arriverà un generale a ritirarla. Dall'altro lato del capo del telefono c'è una donna di 57 anni di Ragusa. Presa dal panico per la sorte del marito, nel giro di pochi minuti consegna denaro contante e gioielli per un valore complessivo di oltre 150.000 euro a quello che crede essere un ufficiale dell'arma. Solo alcune ore dopo la donna si rende conto di essere stata raggirata e denuncia tutto al vero 112. Avviate le indagini, i carabinieri, coordinati dalla procura di Ragusa, hanno identificato i presunti responsabili, 2 coniugi siracusani di 54 e 50 anni, già aggravati da plurimi precedenti specifici. L'uomo è stato arrestato nella sua abitazione di Belvedere, nel Siracusano. La moglie, già detenuta nel carcere Pagliarelli di Palermo per un'altra presunta truffa, è stata raggiunta da una nuova ordinanza di arresti domiciliari. Le forze dell'ordine ricordano che carabinieri, polizia e altre istituzioni non chiedono mai denaro o gioielli per risolvere vicende giudiziarie. In caso di telefonate sospette è fondamentale interrompere la conversazione e contattare immediatamente il 112. Sicurezza in arrivo in Sicilia, oltre 200 nuovi agenti che entreranno in servizio ad agosto in tutte le questure e i commissariati della regione. Ad annunciarlo è Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia. Sono poliziotti giovani e formati, scrive il senatore Del Carroccio, che andranno a incrementare le attività di controllo del territorio, di contrasto all'immigrazione clandestina e di prevenzione di fenomeni di allarme sociale come baby gang, spacciatori e criminalità predatoria. E adesso cambiamo argomento e parliamo dell'acqua, della crisi dell'acqua. Ad Agrigento la protesta dei cittadini di Maddalusa non si ferma dopo quasi 2 mesi senza acqua. I residenti tornano a chiedere interventi immediati, intanto dalla prefettura una stretta autobotti solo in casi eccezionali e controlli sugli immobili con il rischio di sgomberi per quelli non in regola. Davide Sardo. Emergenza senza fine a Maddalusa, quartiere di Agrigento. Dopo quasi 2 mesi senza acqua arriva una nuova stretta. Dal vertice in prefettura emerge che le autobotti saranno autorizzate solo in casi eccezionali e dopo verifiche da parte del comune. Per le famiglie più fragili sarà possibile ottenere un rifornimento straordinario, ma solo in presenza di gravi problemi sanitari e con tutta la documentazione richiesta. Se dai controlli dovessero emergere abitazioni prive dei requisiti di abitabilità, potrebbe essere disposto perfino lo sgombero. Bisogna immediatamente l'acqua. Qua siamo nello Stato italiano. O dobbiamo dire che non ci sono capacità istituzionali del sindaco e degli organi di governo locale? Gli abitanti di Maddalusa continuano a chiedere una sola cosa, l'acqua. Io vivo normalmente in Germania, vengo qua che la terra mi chiama. Io sono pensionato, la terra mi chiama, arrivo qua e vedo queste cose, mi viene da scappare un'altra volta, guardi. Mi viene da scappare, ora arrivano i miei figli, non so come fare, devo fare viaggi, andare e venire tutti i giorni. È assurdo veramente. Sulla crisi interviene anche la CGIL di Agrigento. Il segretario Alfonso Buscemi sostiene la protesta degli agricoltori di Naro e chiede interventi immediati sulle reti idriche, manutenzione delle condotte e una programmazione efficace per garantire acqua a imprese e lavoratori. A Siracusa, tra blackout elettrici e rete colabrodo, i rubinetti restano a secco o quasi in diverse zone della città. In queste ore i disagi maggiori li sta registrando il centro storico davanti ai turisti, ai tanti turisti. I residenti dicono: siamo stanchi. Francesco Aloi. L'acqua è vitale per tutti e in qualsiasi posto. Immagini adesso in un posto turistico come Ortigia.
A Siracusa già da diversi mesi è emergenza idrica, a fasi alterne in diversi quartieri della città. Qui siamo a Ortigia. Addirittura siamo stati un mese fa anche diversi giorni senza avere acqua nei nostri rubinetti. L'acqua è un dono per tutti, deve essere gratuita, non dobbiamo essere costretti di comprare l'acqua per farci la doccia, per lavare e per cucinare. Il centro storico è affollato di turisti non solo tra i vicoli, ma piene sono anche le strutture ricettive. E la mancanza di acqua non è certamente un bel biglietto da visita per la città. A pagarne il conto sono anche bar e ristoranti. Chiederei alle autorità di competenza di sistemare questa situazione, perché altrimenti il turismo va a picco, secondo me. Nella gestione del servizio idrico a Siam è subentrata Retusacque, società nuova, problemi vecchi, perché la rete è quella che andrebbe cambiata. Tubazioni colabrodo e acqua che si disperde ovunque. Sul sito del gestore si moltiplicano gli avvisi di interruzioni idriche e la protezione civile è sempre pronta con le autobotti. Non siamo né contenti né soddisfatti, spereremo sicuramente di non avere queste problematiche. Siamo in contatto continuo con il gestore dell'acqua. Ma con il caldo tutto diventa insopportabile e prima di aprire il rubinetto ci si chiede: l'acqua c'è o non c'è? Questo è il dilemma. L'acqua c'è però all'isola Lachea di Aci Trezza, dove cresce il fascino di un mare lontano dalla folla. Tra natura protetta e i tradizionali barcaioli, intanto aumentano i controlli in mare contro la navigazione pericolosa e il mancato rispetto delle regole. Eva Spampinato. Arrivano ad Aci Trezza di buon'ora per conquistare uno degli angoli più ambiti della Riviera dei Ciclopi. Il primo viaggio lo fanno con noi. Un rimedio all'affollamento da spiaggia, al caro ombrellone e al vicino rumoroso. Non si ha tanta confusione attorno, che è quello che magari poi ci innervosiamo alla fine. Se ti adatti allo scoglio, ovviamente certo non è la comodità della sabbia, però a livello di mare, di bagno e di fauna soprattutto è bellissimo. Vi siete portati anche un po' di scorte e viveri? Mia suocera sicuramente si è attrezzata per mangiare qualcosa. Siamo all'isola Lachea, riserva naturale, dove il tempo sembra essersi fermato e dove i turisti scoprono una prospettiva spettacolare, secolare e inedita dei faraglioni. Qualche gradino e si arriva in cima all'isola Lachea, dove lo scatto è d'obbligo per immortalare il panorama mozzafiato. Ad accompagnare qui i bagnanti ci sono i Caronti della Trezza, barcaioli d'esperienza che guidano le barchette di legno da generazioni. Un luogo dove la natura e le regole devono essere severamente rispettate anche per chi vive il mare dalle imbarcazioni o a bordo di canoe, pattini, SUP. Dobbiamo avere delle moderazioni anche col volume della musica, rispettare l'ambiente, quindi evitare di inquinare. C'è gente che esce, magari non sa bene le regole del mare, quindi un po' strafà, ecco. E mentre il Codacons chiede più controlli su moto ad acqua e natanti, la polizia pattuglia le acque lungo tutta la costa catanese per evitare che si ripetano scene come quelle vissute nel golfo di Capo Zafferano a Palermo, dove la Guardia di Finanza ha individuato la terza persona che lo scorso 21 giugno ha sfrecciato con un acquascooter in modo spericolato, insieme con altre 2 persone poi arrestate. Il festino di Santa Rosalia a Palermo, tra tradizione e numeri da record, è già scattato il countdown in vista del clou che sarà martedì con la sfilata del carro della Santuzza. In città in arrivo tanti turisti. Marco Gulla. Oltre 150 agenti della polizia locale per strada, rafforzamento dei presidi della RAP, forze dell'ordine in servizio in ogni varco, 350.000 persone previste. Sono alcuni dei numeri del festino di Santa Rosalia giunto alla 402esima edizione e che avrà il suo clou nella serata di martedì con la sfilata del carro della Santuzza. Il countdown è già scattato per un appuntamento che, come ogni anno, unisce tradizione, fede e cultura. La notte più lunga di Palermo, quando in 350.000 persone si riverseranno per le strade del centro per il rito della Santuzza, vale circa 3 milioni di euro, cioè oltre 3 volte e mezzo quanto è stato speso per il carro, gli spettacoli, gli eventi e le coreografie. Ma da alcuni anni il festino di Santa Rosalia è diventato un brand turistico, lo dicono i numeri. Nei 3 giorni caldi, tra il 13 e il 15 luglio, secondo Federalberghi, le presenze turistiche a Palermo aumenteranno del 10%, rafforzando la crescita dell'anno scorso dell'8% e soprattutto allungando la durata del soggiorno medio in
città, che passa da 2,8 a 3,2 notti. Per le strade del Cassole, Quattro Canti o a Porta Felice si incontreranno così molti visitatori che vengono da Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, i paesi che rappresentano la fetta più consistente degli arrivi stranieri. Non è un caso che tra le novità di quest'anno debutterà anche il Festino in Tasca, una web app in 4 lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo, con mappe interattive, informazioni storiche, tradizioni e la traduzione dei testi recitati, costruita proprio per i turisti. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo con il ricordo di Peppino Di Capri, scomparso ieri a 86 anni, e invece l'appuntamento di stasera a Messina con il concerto di Tiziano Ferro a Messina. L'ultimo champagne, anche la Sicilia commossa per la morte di Peppino Di Capri nel ricordo dei suoi concerti, quello memorabile del 1977 a Selinunte, legato all'isola anche per il volto del piccolo Alessandro, il bambino di Buseto Palizzolo, che ha interpretato Peppino Di Capri nel film sulla sua vita. Laura Spanò. Eccolo Peppino Di Capri in una foto in bianco e nero mentre canta Piccerè. Piccerè. A me, non pensiero, non è niente, che può dare una compagnia. Quella notte di Selinunte è uno dei legami più suggestivi tra il cantante e l'isola. Poi 50 anni dopo, come luogo da cui è arrivato il giovanissimo talento chiamato a prestare volto e mani alla sua infanzia, Alessandro Gervasi, 6 anni, di Buseto Palizzolo, dotato di un talento fuori dal comune, da un orecchio assoluto, scelto per interpretare Peppino Di Capri bambino nel film televisivo Champagne trasmesso su Rai 1. Il ragazzino di Buseto era stato ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, dove aveva eseguito Champagne, la canzone più famosa dell'artista. Un'immagine semplice, quella rimandata dallo schermo quella sera, ma capace di unire idealmente due infanzie lontane, quella di Giuseppe Faiella, che da piccolissimo suonava per i soldati americani a Capri, e quella di Alessandro, partito da Buseto Palizzolo per arrivare sul palco più famoso della musica italiana. L'artista aveva incontrato il bambino alcuni mesi dopo. L'incontro assume oggi un significato ancora più forte, rappresenta quasi un passaggio simbolico tra generazioni, da un pianoforte suonato nella Capri degli anni 40 a uno suonato da un bambino siciliano. 25 anni di carriera, milioni di dischi venduti e un tour evento che si chiude a Messina oggi al Franco Scoglio. Tiziano Ferro saluta il suo pubblico con l'ultima notte di Stadi 26. Roberta Lunghi. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto. Le luci degli stadi si accendono per l'ultimo atto di un tour che è anche una celebrazione. È Messina ad accogliere il gran finale di Stadi 26, con cui Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di carriera, milioni di dischi venduti e un repertorio che continua a unire generazioni. L'amore è una cosa semplice e adesso io lo dimostrerò. Lo stadio San Filippo si prepara a trasformarsi in un enorme coro, rispettata per il 12 luglio la previsione del sold out. Migliaia di persone sono pronte a cantare per almeno 2 ore le grandi hit di Tiziano Ferro, diventate le canzoni di tutti. Le canzoni che fischiettano i tassisti o i muratori o i miei fan, o che sono entrate nelle suonerie o nelle colonne sonore dei viaggi di nozze delle ragazze che magari da adolescenti mi ascoltavano e che adesso sono diventate mamme. Una produzione imponente, una band internazionale, ballerini, 3 maxi schermi, una passerella che porta l'artista nel cuore del pubblico. Sarà una notte di emozioni da condividere per aggiungere una pagina a quel viaggio iniziato 25 anni fa, con una parola che era e continua ad essere l'emblema di un artista e di un essere profondamente umano. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio.
Allo stadio Massimino domani il nuovo Catania targato Longo. Il riconfermato Allegretto e il giovane portiere De Falco hanno già effettuato le visite mediche. Sergio Colosi. Non voglio spiegare ai catanesi la storia di Catania, però mi piacerebbe pensare che la squadra abbia il coraggio di Sant'Agata e abbia anche il proprio allenatore la capacità di essere un po', di curare i propri calciatori, il proprio stemma, e quindi la cura dell'elefante, no? E quindi mi piacerebbe che l'aspetto identitario sia tale poi da trasformarsi in campo in modo determinato, e quindi io sono qui per dimostrare la possibilità di dare una svolta non alla mia carriera, ma di dare una svolta a tutti noi. Emilio Longo esalta i valori identitari di Catania e dei catanesi, toccando le corde giuste del cuore e dell'anima, anche quelle dei calciatori. Nessuno è fuori dal progetto, ognuno può giocarsi una chance. Abbiamo un buon punto di partenza. Il ringiovanimento di cui parlava il direttore ieri non deve essere un ringiovanimento soltanto anagrafico, ma anche nella mentalità. Quindi io potrei trovare giovani che sono vecchi nella mentalità, come potrei trovare vecchi che sono giovani. La cosa diversa è se si è integri o no fisicamente, e quello lo valutiamo, lo valuteremo tutti insieme, ma io ho bisogno di gente che sia disponibile a fare un calcio dominante. Da lunedì al Massimino nasce il nuovo Catania. La prima fase di ritiro si concluderà il 26 luglio. Si sono già sottoposti alle visite mediche il riconfermato Andrea Allegretto e il giovane portiere Cristian De Falco, ex Igea Virtus. Primi allenamenti in ritiro per il Palermo, che ha iniziato la preparazione in Alto Adige. Scatti rosanero per i 3 ultimi arrivati, Hernani, Estevez e Cassandro. In arrivo c'è anche Rao. Marco Gullà. Baci, abbracci, saluti e risate, il Palermo si è ritrovato in ritiro in Val Gardena per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Presenti i nuovi acquisti Estevez, Cassandro ed Hernani, mentre i primi ad arrivare sono stati Ranocchia, Palumbo, Peda, Pierozzi e Nespola. Oggi doppia seduta, i primi allenamenti saranno dedicati alla preparazione fisica, poi inizieranno anche quelli dedicati alla tecnica e alla tattica. Nel corso del ritiro il Palermo disputerà 5 gare amichevoli. I rosaneri affronteranno il Gardena, l'Ingolstadt, il Paradiso, il Norimberga e l'Icralis. Mercato. Il Palermo è sempre più vicino ad Emanuele Rao, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bari, una trattativa che potrebbe presto entrare nella fase decisiva e regalare a Filippo Inzaghi un nuovo rinforzo offensivo. Resta da capire la formula dell'affare, verosimilmente in prestito, ma già nelle prossime ore i rosanero potrebbero effettuare l'affondo decisivo per chiudere la trattativa. Sugli esterni vengono monitorati anche Compagnon del Venezia e Rui Modesto dell'Udinese. Nel ruolo di vice Poyampalo verranno fatte valutazioni sulla posizione di Ledu Aron, che resta sotto osservazione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.